arrivas. E buongiorno Italia da Singano in Camper. No, non è il nuovo slogan, era la maglietta che mi aveva regalato il tuo Simone. Molto probabilmente te che segui questo canale da tanto tempo non avrai ancora capito insomma di cosa parla, di cosa tratta, e quindi hai fatto centro. Questo canale sostanzialmente parla un po' di tutto, è un vlog di questo ragazzo veneto, si autochiama Singano, diciamo, no? Un po' per difesa, no? Per prevenire nel caso qualcuno dovesse dargli del Singano, insomma già si prende avanti lui, e si vive sempre giorno per giorno. Ci possono essere puntate che parliamo di camper, altre di viaggi, posti da vedere, eccetera 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 eccetera, ma oggi parliamo del telefono del Singano che è andato in malora. Direi di sì, guarda come è piegato. Questo purtroppo è una conseguenza della tossicodipendenza dal tabacco, perché come tu sai io provo di continuo a smettere di fumare, adesso erano 2 settimane circa che non fumavo, ne ho fumata una oggi proprio perché ero sbroccato, diciamo, e ho fatto 2 tiri, tutto bene. Al terzo tiro no, ho sentito girare la testa, non mi piaceva il gusto, sentivo anche il sangue nelle gambe. Strano, tutto strano, ho detto butta via subito sta merda, cos'è sta schifezza, e ho ancora un po' i leggeri giramenti di testa, che è ciò che io andavo avanti a dire da anni, ossia che provavo queste strane percezioni della realtà, no? Comunque, vabbè, tisana, zenzero e limone per spurgare sto schifezza. Ascolta, vabbè, probabilmente c'è anche gente da fuori che è entrata a vedere questo video perché sa che parlavo del mio nuovo telefono. L'utilizzo che faccio io dello smartphone è un utilizzo semplice, uso molto Google Maps. Questo è vero che è un'applicazione che richiede molte risorse, soprattutto le ultime versioni di Google Maps, cioè ci hanno fatto gli aggiornamenti che proprio ti segano il telefono, sono veramente molto pesanti sia a livello di contenuti che di grafica, no? Quindi abbastanza laggose. Per laggose si intende che vanno a scatti, il lag è lo scatto, no? La non fluidità delle cose. Ho avuto per un paio d'anni e mezzo questo Huawei P10 Lite Tech, funziona ancora, vero? Funzioni? Eccolo qua, sì, funziona. Mi sono sempre trovato più che bene, l'avevo comprato in un negozio che c'era una mega offerta. Cosa è successo? Poi stava per scadere la garanzia, il telefono aveva la batteria che andava in vacca e tutto quanto, l'ho mandato via subito in garanzia, in poche parole, mi è tornato indietro un telefono nuovo, completamente nuovo. Il giorno dopo mi è caduto per terra, si è scheggiato il vetro e dopo 2 settimane la batteria è andata in vacca anche quella, e ovviamente eravamo fuori garanzia. Dico sempre, mai più comprerò qualcosa fuori da Amazon, proprio per sto discorso di garanzia. Su Amazon ho voluto prendere questo bestione, questa cabina del telefono, dai colori anche abbastanza techno hardcore, guarda che roba. Beh sì, ovviamente gli ho preso subito la custodia, come puoi vedere. Il telefono che ho qui in mano, che oggi ti voglio parlare, è il Redmi Note 8 Pro. Probabilmente deve essere uscito anche il 10, però insomma per il mio budget diciamo era anche troppo aver preso questo. Per budget cosa intendo? Allora, stiamo parlando di un telefono che costa la bellezza di 225 euro. Capisco che ce ne sono da 1000 passa, però per me comunque oltre i 200 euro per un telefono sono tantissimi, anche perché 200 euro sono già 400.000 lire. Sì, ok, lo so, non si ragiona più in lire, però hai visto a non ragionare più in lire come ci siamo ridotti. Chissà anche che usciamo da sta cagata dell'euro e torniamo veramente alle lire. A parte ciò, sto bestione, come puoi vedere, ha un monitor da 6,53 pollici, è immenso, anche il suo peso è importante, insomma, però ti dirò che come risoluzione e praticità di utilizzo, dato lo schermo grande, è veramente molto comodo e piacevole. Certo, si scrive con 2 mani, o almeno io che ho delle mani normali scrivo con 2 mani, e altrimenti con una mano sola andrei veramente male a scrivere. Cioè non ci arriverei. Senza scendere troppo negli aspetti tecnici, perché per gli aspetti tecnici troverai tantissime video recensioni. Io ti voglio dire solo le mie impressioni, no? Le mie impressioni sull'utilizzo quotidiano che ho con questo telefono. Allora, quindi senza scendere nei dettagli proprio tecnici del processore, ti dico solo che è un octa-core, quindi ha 8 core, tra virgolette 8 processori, che rendono il tutto, ma il tutto intendo qualsiasi app e videogioco, estremamente
estremamente fluido e veloce. Quindi non solo la velocità dell'apertura delle cose, che quella è relativa, ma proprio l'esecuzione, quindi non troverai i famosi lag, i famosi scatti, no? Quando magari scrolli le pagine internet o le mappe che vedi tutto a scatti, no? Che non ti sta dietro, qua è tutto istantaneo. Puoi vedere tipo guarda con le mappe, guarda ta 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 ta, guarda com'è immediato. Poi ovviamente dipende anche dalla connessione internet, cioè guarda ad esempio con le mappe, guarda com'è immediato, guarda ta 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 ta, vedi? È tutto estremamente fluido. Prendo le mappe per esempio perché per me è una delle applicazioni più utilizzate e più pesanti. Beh, possiamo guardare anche il Facebook, ad esempio, guarda, tag, apri, vedi, occhio, guarda com'è lo scroll, guarda, vedi, com'è tutto liscio, non vedi scattoni, puoi andare veloce quanto vuoi, quindi sempre tutto immediato, veramente voto 10 a sta roba qua. Ad accompagnare il processore ad 8 core ci sono anche ben 6 GB di RAM, che sono tantissimi 6 GB di RAM. La RAM è una memoria temporanea dove vengono aperti i programmi e i dati per essere elaborati, quindi non dove vengono memorizzati, ma dove vengono diciamo sparpagliati per essere processati e poi eventualmente memorizzati in un'altra memoria che è la ROM, in questo caso le SD interne o SD esterne, no? Per capirci. Per quanto riguarda appunto la ROM, 64 GB e sono tantissimi. In più avevo avanzato anche una schedina della GoPro, no? Perché sai che c'è stato il cambio delle schedine della GoPro, quindi un'altra 64 giga, quindi adesso ho 128 giga. Ne ho approfittato per mettermi tante belle foto, canzoni, suonerie, file, documenti, leggi per il camper, eccetera eccetera, tutta la roba scansionata del camper eccetera, tutto bello ordinato con le cartelline, il che è stato anche molto semplice e veloce, perché guarda qui sotto c'è l'attacco USB Type-C, USB 3, quindi te lo attacchi al computer e va via a bomba come fosse una pendrive, cioè tu fai doppio clic dentro il telefono e trovi le due memorie, la memoria interna del telefono e la memoria SD, che è la schedina che è stata aggiunta al telefono. Praticamente per cambiare la SIM, inserire la schedina, tu devi andare qua, vedi? Qui c'è un buchetto, c'è un laghetto dato in dotazione, tu spingi dentro con quel laghetto e verrà fuori uno slide, diciamo, dove tu puoi inserire la SIM e questa micro SD aggiuntiva, che non è obbligatoria, ma se uno ha tanti dati o fa tante foto, magari non ha il computer, tiene tutto nel telefono, è certo che è una cosa indispensabile, direi. Sì, approfittiamo del fatto che volevo farti vedere quella cosa lì per vedere il colore fastidio che mi sono scelto. A me piaceva anche per renderlo un po' distinguibile, diciamo, dagli altri, no? Quando magari lo appoggi nel tavolo c'è anche quello amoroso eccetera, il tuo lo vedi subito. Sì, hai letto giusto, 64 megapixel di fotocamera, ma è relativo. Allora si ha un'ottima fotocamera per essere un telefono, perché lo sto usando sia per fare un po' di foto e video così, però ricordo sempre che il megapixel è solo una sega mentale che si crea l'acquirente, l'utente finale, no? Perché il megapixel non è nient'altro che la dimensione, ok? Facciamo finta che invece i pixel siano centimetri. È la dimensione in centimetri della foto, quanto grande te la fa. È ovvio che, chiaro, più grande è, più dettagli in camera, però c'entra veramente molto poco, esageratamente poco sulla qualità della foto. La qualità della foto deve essere data innanzitutto da una buona lente e dopo da tutti i meccanismi che ci stanno sotto, che gestiscono sia il software che le tempistiche, no? E il diaframma e tutto quanto. Quindi no, è una cagata il discorso dei megapixel. Ma ho perso anche il conto di quante telecamere ha, però questa, l'ultima, non è una telecamera, ma se tu metti il ditino, tac, è lo sblocco con impronta digitale, molto utile e pratico, invece di star là ogni volta a mettere il pin qua. Sì, beh, le fotocamere sarebbero 4, vedi, ne hai 1, 2, 3 e dopo la quarta qua dove c'è il LED del flash, chiamiamolo flash, no? Una è per la macro, l'altra per il grandangolare, una è in alta risoluzione, ma alla fine ti dico sì, fa delle ottime foto, ma nulla a che vedere con una reflex o una mirrorless, hai capito? Anche se una mirrorless ha tipo 20 megapixel e questa ne ha 64, tu dici fa le foto 3 volte meglio, sto cavolo, le fa 10 volte peggio, solo che le fa 3 volte più grandi, ecco, quello è il punto. Poi sì, c'è anche quella frontale, la frontale è anche un 20 megapixel, ma è il discorso di prima, cioè non c'entra niente in megapixel, per carità, no, è una buona fotocamera, guarda, io mi guardo, occhio, tac, mamma mia che brutto che sono.
però appunto ragazzo, assolutamente da non paragonare a una macchina fotografica, insomma, ecco dai. Cosa deve interessare a te? Allora, la durata della batteria, che è sufficiente, niente di che, un 4500 mAh, ma là è relativo, può essere anche 40 miliardi di mAh, ma se consuma come un drago hai capito che casca il palco, no? Quindi diciamo che per un uso normale ci arrivi sì a fine giornata tranquillamente, ok, per carità. Un'altra cosa molto importante è la luminosità del monitor, veramente eccezionale, vedi veramente nitidissimo, vedi da Dio, colori bellissimi, stupendi e tutto quanto. La qualità del touch secondo me è una cosa essenziale, ok, per uno smartphone, perché è la cosa che ti nervosisce di più quando tocchi e non prende ritocchi, magari le mani un po' sporche o le mani che non fanno contatto bene, no? Qua ha veramente un touch con una risposta esagerata, cioè veramente proprio precisissimo, eccellente, eccellente. Sì, dei pro avrebbe anche le fotocamere sto telefono qua, però ti dico, da uno non sono assolutamente un fotografo, però insomma c'ho un po' la passione della fotografia e dei video, e quindi uso spesso la mia Sony A6400 con i suoi obiettivi, ogni tanto anche la GoPro 8 eccetera eccetera. È ovvio che è comunque una ciofeca a confronto con tanti altri telefoni, invece no, è una bestia sta fotocamera, sai, fa di quelle foto pazzesche anche in condizioni di scarsa luminosità, è veramente fantastica. Un'altra cosa che ho imparato a seguire, diciamo, sull'hardware, così come ho fatto col computer, il portatile, l'MSI, è il sistema di raffreddamento. Su questo telefono addirittura abbiamo un sistema di raffreddamento a liquido, perché questo telefono è stato progettato un po' anche per i videogiochi, e io seguo sempre le cose studiate per i videogiochi, dai computer ai mouse a quelle cose lì, no? Perché sono le cose più trattate male e più sfruttate e che richiedono più prestazioni. Quindi se una cosa va bene per un gioco, vai tranquillo che ti va da Dio per il fotoritocco, per il video editing e ovviamente altre cose molto meno esigenti di energia e prestazioni. Sempre tralasciando tutti gli aspetti tecnici, perché ripeto, questo non è un video recensione di un telefono, ma è proprio un video che vuole spiegare le reali impressioni che ho avuto e che sto avendo io con questo telefonino qua, no? Quindi per cui nelle impressioni bisogna dire anche i contro, no? Quali sono i contro di sto telefono? Beh sì, è pesantino, se lo confrontiamo con tipo l'Huawei P10, insomma, cavolo, sembra quasi che pesi il doppio, insomma, di un P10, ok? Quindi il peso senz'altro. La dimensione è relativa, guardalo a fianco al P10, perché si può dire che il telefono grande è scomodo magari da tenere in certe tasche, è scomodo da scrivere, da utilizzare, eccetera. Però quando ce l'hai bene saldo in mano, cioè che lo stai utilizzando, tra fare le tue cose con un telefonino piccolino e con un bel monitor grande ad alta risoluzione, capirai che è tutto un altro modo di, passami il termine, lavorare, insomma, di operare, di usare il telefono. L'audio delle casse lo passerei come sufficiente, decisamente meglio, ok, del P10, questo senz'altro, ma il P10 diciamo che partiva già svantaggiato col discorso audio, perché aveva un audio veramente faceva schifo. Quando lo mettevi in viva voce per parlare con delle persone non si capiva niente, e quindi almeno con questo non avrei discoteca, ma si capisce. No, guarda, li vale veramente tutti. Ovviamente mi sono preso subito la custodia, questa magari non sarà il massimo della bellezza, ok? Però vedi, è ben robusta e leggermente gommosa, no, nei bordi, ok? Perché quindi attutisce molto bene i colpi. È trasparente perché così facendo, vedi, ha un senso aver scelto il telefono blu anziché nero o grigio. In più, guarda, è anche abbastanza scalinata questa cover e quindi ti dà più quel senso di grip, vedi? Tac, 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 hai tipo il volante, no, che ha le forme, no, delle dita, gli ondulamenti. È uguale questa cover, quindi te lo rendono molto più saldo alla mano, molto più sicuro. La dotazione è fantastica, c'ha la MUI, adesso il termine corretto non lo so perché l'ho sempre letto, è praticamente una sorta di interfaccia grafica di modifica del sistema operativo della ROM Android, che veniva utilizzata anche in molte ROM aftermarket, ossia quelle ROM, quei sistemi operativi per Android taroccati, elaborati, diciamo, ecco, che si trovano su internet. Un ottimo telefono. Cosa chiedere di più da questo telefono? Beh, senz'altro la batteria. Se la batteria fosse durata, diciamo, il doppio
di quello che dura, certo saremmo arrivati veramente alla perfezione. Ti sto raccontando di questa trappolina da un lontano marzo 2020. Esatto, sì, come hai potuto leggere, difatti c'è ancora Android 9, cioè ancora tra virgolette, insomma, riuscirà probabilmente a breve l'aggiornamento al 10. E notavo tantissime funzioni stile domotica, diciamo, no? Che sono veramente interessanti, cioè tipo tu con i comandi vocali puoi dirgli tipo sono a casa e lì stabilisci l'area della casa, allora lui ti puoi scegliere, no? Quando sei a casa gli dici sono a casa o sto andando via, di attivare, disattivare le suonerie, i volumi e tante cosine, no? E poi una che ho appena scoperto in questo momento, quando sei in un determinato indirizzo, che lui ha visto che sbloccavo il telefono spesso da questo indirizzo, mi ha detto vuoi aggiungerlo come luogo sicuro, quindi da non dover ogni volta sbloccare con il PIN oppure con le impronte digitali, e gli ho detto di sì. No, decisamente contento. Devo ancora provare la cosa che mi interessava di più, che è stato uno dei motivi principali, forse anche perché ho cambiato telefono, è il fatto che io lo uso come hotspot il telefono, ok? Quindi il telefono dà internet al computer. Se magari sono per un'assistenza al telefono con qualcuno, con il P10 mi toglieva internet, cioè o telefonavo o andava in internet, ok? Quindi adesso dovrò provare anche con questo a vedere come funziona il discorso. Con l'HO Mobile devo dire va veramente a bomba, cioè tra lui che è stravelocissimo, ti può andare in internet, aprire le pagine, aprire Facebook, è tutto veramente immediato. E poi un'altra cosa bella che ho scoperto è l'HO Mobile, no? Praticamente tu hai 70 giga al mese per sono 5 euro al mese, no? O 6 euro al mese, 6 euro, sì, perché ti ingannano col 5,99, no? I furbacchioni. E praticamente mancavano 2 giorni, ok, allo scadere del mio mese, e però avevo finito i giga. Se tu vuoi puoi anticipare, ok, il mese, quindi io l'ho anticipato e mi sono ritornati 70 giga, quindi è un po' come avere i giga tra virgolette illimitati, tra virgolette, cioè, perché li paghi però non paghi cioè paghi solo quello che consumi, ecco, una volta finiti ripaghi, ne hai altri 70 senza rispettare i mesi. Cioè loro ti dicono hai un mese per consumare i 70 giga, se non li consumi entro un mese ce l'hai nel popò, se invece li consumi prima del mese puoi comprare subito un altro mese senza spese aggiuntive o altre cose. Già che siamo qua, perché non parlare delle app di Singano, visto che è un po' insomma un vlog, no? Dove ti racconto le mie esperienze sulle cose eccetera eccetera eccetera. Quindi su questo telefono tac, in prima pagina, come su tutti i telefoni, io ho il widget del calendario, no? A sfondo trasparente. Qua troverai un casino di gocce gola, perché è un evento ripetuto, no? Quindi lui te lo ripete per tutti i giorni a 8 ore, no? Poi puoi anche scorrere, vedi le altre cose, eccetera, eccetera. Bene, spero di averti annoiato a sufficienza. Sì, so che fare un video così veloce, no, è un po' dico tutto e dico niente, solo che appunto non è un canale di prettamente di tecnologia, di smartphone, casomai vedrò di raccontarti bene nelle prossime puntate le app per i camperisti. Anzi sì, quasi quasi lo faccio adesso, quindi ricordati, prossima puntata troverai le app per i camperisti. Eccolo!